40 secondi su Ciosas, mentre Bugno è a 1 minuto e 8 secondi. Bugno è stato raggiunto dal gruppo di Giupponi ed ecco il gruppetto di testa di Lecarreta che fa l'andatura. Nella scia di Lecarreta c'è Chioccioli, poi la maglia bianca di Lelli e quindi il francese François Bernard. Una tappa attesa, una tappa difficile, con Lecarreta all'attacco, con Chioccioli splendido protagonista, maglia rosa, con Lelli maglia bianca. E il corridore che è uscito in grandi condizioni dalla Vespa lo sta dimostrando. Abbiamo visto questi 4 corridori salire benissimo. Ecco Chioccioli che ha un Chiappucci che ha un ritardo di 28 secondi. Anche Chiappucci si sta difendendo bene, ho sentito adesso le segnalazioni, Bugno mi sembra oltre 1 minuto, quindi vuol dire che è in un momento di crisi. Allora Chiappucci in ritardo di 28 secondi, mentre grandissima prestazione, ecco il terzetto con Sierra. C'è qui c'è Sierra, c'è l'altro corridore della Onse e Ciave, quindi stanno salendo molto. Ciosas, Ciave e Boyer. Ecco, stanno salendo molto bene, stiamo ancora aspettando di vedere. Ecco Bugno, 3 chilometri alla conclusione. Ma penso, vedendolo così, penso che sia in grave difficoltà, sì, proprio. Non mi pare la pedalata del Gianni dei tempi migliori sicuramente. Speriamo comunque che possa ottenere, non perdere grande distacco e salvarsi in una tappa dove probabilmente non si sta comportando bene, ha un po' di difficoltà. Allora vogliamo dare un po' dei voti. Ma i voti, è chiaro che Lecarreta una salita così doveva attaccare. E lo sta facendo, sta rispettando tutto quello che aveva detto all'inizio giro. Chioccioli anche lui, anche avendo la maglia rosa, era un corridore. Eccolo qua Chioccioli con la maglia rosa, ma è sempre Marino Lecarreta, l'Eterno, che fa l'andatura. Lecarreta, Chioccioli, Lelli, François Bernard. Chioccioli era un corridore che tutti si aspettavano in difesa, ma d'altra parte ecco, questo è il leitmotiv di questa tappa, un Chioccioli che tutti si aspettavano in difesa, un Bugno all'attacco, invece tutto è cambiato. Ma sì, ma d'altra parte Chioccioli con 1 secondo di ritardo non poteva far altro, se aveva le gambe, provare di attaccare, perché 1 secondo in questo Giro d'Italia per lui non vuol dire niente. Doveva dare distacchi a dei corridori importanti. Ecco Bortolini. Quindi secondo me sta facendo quello che soprattutto gli detta la forza nelle gambe. Chiappucci. Quello che gli detta la forza, sta tenendo testa a un corridore forte come Lecarreta. Lui sapeva che Lecarreta doveva attaccare oggi per guadagnare del tempo e lo sta. Sulle rampe del Monviso la consacrazione di un campione nascente, Massimiliano Lelli. Guardate come vince. Adesso scende quanti mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì, s'amerei. In voltura sembrava in grado in un paio di circostanze di poter allungare e invece non è riuscito a fare la differenza. Ora è Marino Lecarreta che scatta, siamo alle ultimissime centinaia di metri, 200 metri soltanto, e scatta Lelli. Ecco, attenzione Santini, attenzione Santini, entriamo in collegamento diretto dalla linea del traguardo dove siamo proprio all'ultima curva ed ecco l'arrivo di Massimiliano Lelli. Vince Massimiliano Lelli che batte il terzetto degli inseguitori con Chioccioli, con Lecarreta e con Bernard. Secondo è Bernard, terzo è Chioccioli, quarto è Lecarreta, con grande impresa di Massimiliano Lelli. All'ultima curva lo scatto della maglia bianca è riuscito a arrivare a braccia alzate, isolato, riuscendo a staccare i 3 compagni di fuga. Il suo Bernard secondo, Chioccioli maglia rosa, splendida maglia rosa in terza posizione. Ed ecco la volata con Chiappucci che precede Boyer. Chiappucci e Boyer sono arrivati circa 42 secondi, il 42